Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, imprentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22. Poi, esondando in Susurcisi, può visitare sa bidda de Verdagius con sonuragi Gamboni, sa gresia mesuevali de Santo Leonardo e cussa sempre mesuevali de stile romanico de Santo Iacco. Eso a visitare pure su templo de Dadi Punica de Terreseu, dedicato a divinidadisi de Demetra e Core, e a Narcau, può visitare sa miniera de Arrosasa. Si è spostai a Goa in bidda spiziosa, po' biri sa gresia de Santu Platano, una gresia arromanica de dadi mesuevali, e cussa de Santu Gromai, sempre de dadi mesuevali. Qua invece parlerò dei laghi di Taraessi in sedadi in Uragesa, intrusu de su 1800 anantisi de Cristo e su 1000 anantisi de Cristo, chi su sarto de Verdagius arallompi a uno stato de adelantamento ma non meda. Difattisi proprio in questo periodo antafai pensai 27 nuragisi, sprazzeso in tutto su sarto, e in questo sarto poi può subire su nuragi promanno, che esti su nuragi Camboni. Camboni è un nuragi che è fatto da 4 durrisi perimetralisi e una durri centrale che dinanta mastio. In anni 90, a capo degli anni 90, hanno fatto pure uno scanto di sgavus archeologico. Hanno sgavato di fatti su villaggio con 13 barraccas che hanno boga a pillo uno scanto de desto su de Argida, che datao suoi proprio a sedà di Nuragesa. Aressi a Singhizzu degli anni 2000 che gli archeologi cominciano a scavare s'area in arausoi sacra. Ma abbiamo meglio su Nuragi. Su Nuragi è fatto con perda del sul logo, e stanai perda de andesiti, dunque di origine vulcanica, vunti mannasa, antavesè uno scanto di tonnellate, e noi ci vorremmo subire proprio questa parte prusata. Questo muro di fatti è stato, pensai, più di 5 metri. E per subire pure due desturrisi perimetralisi, una a mano manca e una a mano diretta. In modo biesi, narauso con tutto in mattas, che dopo in pizzo, poi esti de uno scanto de anno su che non discavanta. Però pensavo che a entro de pago tempus antato re comenzai si scavus e s'alimpiatura de tutto su giasso.
Dunque, a questo nuragi sicuramente già 4.000 anni noi via narasu su centro, sa parte più importanti di tutto su territorio. Chi controllara su Sartu con Sarrio Brummanno, su Sarrio Balmasa, chi oi bandara in Sadiga de Montiprano. Chiaramente, essendo passato già i 4.000 anni, tutto sa parte centrali esti brena de verdas, dunque anticumenzau, andi ogai uno scanto, ma c'era voglia insomma uno scanto de annos. E mo andas a viri proprio su scavo archeologico che hanno fatto fino a su 2008. Seguimi. Manco 30 metri di distanza da Sunuragi, gli archeologi a Singhizzo degli anni 2000 hanno cominciato a scavare una parte del suo villaggio. La cosa più spantosa che hanno agattato è proprio la bucca di un ubuzzo sacro. Noi ci possiamo subire proprio questa perda manna de Suzzugu che a Vellavello calendi tenderi a San Magnai. Però la bucca di Subuzzu è ingiriata da questo muro, un muro di forma d'onda, con entrata che s'accarara a sa parte del Precitocio. E tanti agattati noi archeologi, uno scanto di edifici che poreso ponni in maniera cronologica entro del 1200 e pensai su XVI secolo annantisi di Cristo. E a parte tutto stesso su de Argida o Sarrogus de Perda traballata, hanno agattato questo Sarrogus de Argida che sicuramente servivano po' a carraggiare sa grobettura, dunque sono una specie di intonaco. E di questo Sarrogus hanno agattato proprio a centinaia. Però sa cosa più spantosa è stato s'agattai uno scanto di Arrogus de Brumbo che serviva a arrangiare i testos. Questo Brumbo, Dante analizzau, è un scrovetto che viene in Minas che devunti in sa parte nord de Susarto, dove essi sa mina de Santus in Prizzo. Questa mina dante un perada vinza ai anni 50. In cui si indioganta su Brumbu e Sabratta e dunque sa galena argentifera. In Sandusu, poresunai con certezza che sa dividadi mineraria in predagius, ma pure in tutto su surcisi, comincia già a partire da Sumancus 3000 anni a oi. Chiaramente in moi bieusu su giassu crovetto de sa candelita de altra prantas e mattas de sa mancia mediterranea. Però sceuso che dello scanto de mesi hanno tornare a partire i sgavus archeologicus e le amministrazioni comunali a raffai de tutto questo giasso un varco archeologico. In questo viaggio entro su de sa Sardegna, de su Capeggiossu, si usulompiusu in una bidda che dinanta Perdagius. Perdagius nieniri de su latino, Petrarium. Esti un luogo onde bivinti prusomanco 1400 bivitorisi. Su sarto de Perdagius sta ricomeda de testimonius archeologicus, truschidotto de dadi nuragesa. Difatti in 29 km quadrati de Mannaria si contano a pensare 27 nuragesi e stanno già in un nuragi po' chilometro quadrato. E cominciamo su di noi, è una
prazza, una parazzitedda su centro storico, onde dove est questa gresia de stile romanico che dinanta Santo Iaccu. Santo Iaccu est un santo accappiau a su pellegrinaggio antico de sa Sardegna, ma non scita antico poiché ancora soi medas pellegrinus d'ogni anno passano dei noi e si frimant a pregare in questa gresia. Per dagius in prusu est una bidda chi tiene un'economia cappiata a sa messaria, a sa pastorizia, e in prusu est famada in tutta sa Sardegna poi sbingiasa de binu carignano. Difatti una quantità di manna de agina de Carignano l'ompiti d'ogni anno in sa cantina soziale de Sant'Adi a un disivari su binu che ho beni esportau in tutto il mondo. Ed è su centro de sa bidda de Verdagius e sull'ompius invece in Susartu, in un luogo che dinanta Santu Leonardo. In oggi entro su de Novarco con mattas de olia secularisi, dove est una gresiedda fatta sicuramente in su Mesuevo, in su 1200 a.C. Quando tutta questa zona, se su questione di Susurcisi, è stata donata a goa de sa distruzione del Giuigau de Castello su 1258 a Gherardo della Gherardesca, un visano che tenia da in feudo non scetti Verdagius ma uno scanto de biddas de sul logo. E proprio in questo periodo d'arriba antagoni spisanus ha fatto de issus i sparasa gerosolimitanus. E stanno questo sparasa che nascenti può amparare e difendi i pellegrinus che andanta in Terra Santa, dunque a Gerusalemme. In questo periodo dunque tutto su Surcisi biri sa nascita de gresias come ti gusta, de stili a romanico, due punti gresias a mannas come ti gusta de Santa Maria de Trattaliasa e gresias prospitticas come ti gustas. San Leonardo, Santo Leonardo, è un santo che veniri proprio da sa Francia de Giosso. Santo Leonardo de Noblat, uno martirizzato in su XIII secolo a.C., che è stato santificato, meda proprio de sparasa caballerisi. Questa gresia è sempre meda, è mononavata, come ti puoi esibire, tenere una campaniglia a vela, e saper domperata esti tracchiti locali con arenaria, dunque esti una perda facile de traballai. De s'altra parte stannai sa parte de Obregidrogiu dove esti sabsidi. In sa parte di Appalasa e in sa parte de Nantisi può ventre sa luci dove esti biesi una ventana pitticchedda con una cruci innanta cruci de Sant'Andria. Ai latus invece sa due punti doccionisi che servianta proprio può pigare s'acqua e da vai a rui in bascius. In mo intrauso comunque sa intro su questo edificio può biri un'opera de arti che in dieneri del 1500. Sighemi. Siamo entrati a intrusu dessa gresiedda. Come ti puoi esibire, dove è una aula mononavata con una palasa sabside e sa parte in antisi s'intrada. In pizzus dove è s'agrovettura che dinanta volta a botte, che è una cosa tipica dell'architettura romanica. A parte i mursu, unisperdas, dove è pure un mobile
forse del 1700, a un di antiposto du sportellus con due spinturas. A mano manca dove esti Sant'Antioco, che esti su patrono della Sardegna, ma pure de su Sulcisi. Sant'Antioco esti rappresentato sempre con sa pramma del suo martirio e in proso in pizzo su dove esti su soli, dunque sono simbolo maschili. A mano diretta invece sa dove esti Santa Giriana, una santa martiri, che esti considerata come sa protettora del Susurcisi. A uno scanto di chilometri su di noi dove esti pure una chiesa antica, oramai abbandonata, dedicata proprio a Santa Giriana. Il sapore rappresentata con una corona in conca e savramma del suo martirio. In Pizzus invece sa dove esti Saluna che invece esti un simbolo femminino. E con nosus dove esti su sindico no de Verdagius, Gianluigi Loro, che è insediato da poco tempo a coda uno scanto di anni di commissariamento dessa giunta. Gianluigi, vosatrus esunau cisesi de pago, però scieusu che Verdagius est una vita con mera potenzialitadisi. Itta biresa tenesi vosatrus può fai crescere l'economia dessa vita. Innanzitutto ringrazio Nicola che mi ha invitato a questa intervista. Verdagius è vero, è una vita vitica di 1400 abitanti, però tiene mera potenzialità. L'idea dell'amministrazione cosa mia è questa di puntare tutto a piccius del turismo religioso, poi teneus sia la chiesa di Santo Iacco che la chiesa di Santo Leonardo. La chiesa di Santo Iacco si giura a me a noi, poi si firmato proprio da pago un protocollo con i Santus Comunus della Sardegna che tiene come Santo Patrono Santo Iacco e noi vogliamo puntare tutto a piccius di questo turismo religioso. Difatti si da regoraso Santo Iacco è uno dei santus a cappiasa su pellegrinaggio antico della Sardegna. Gianluigi, noi su Benendi Nogi subiu una struttura bella meda in pizzo di un monte, fatta de perda, dell'inna, in un luogo che dinanta a Bacche e Marronisi. Sceso che questa è una struttura comunale, quali sono intenzioni dessa giunta da valorizzare? Allora, l'intenzione dessa giunta cosa nostra è proprio da valorizzare, siccome di punti 40 posti letto su Inguni, di voler alloggiare i pellegrinus che vengono in noi a visitare i scresias, ma non c'è i scresias, perché per Verdagius noi teniamo vince dei belli nuraghi. I nuraghi a Verdagius sono circa 27 e teniamo come comune i percentuali più alti dei nuraghi dei dotto su basso sulcis. Perciò Nareusu è un paese viticco, una vita vitica, però con potenzialità enormi, che noi dobbiamo in atto. E Bacche e Marronisi è una struttura che noi si serve per alloggiare i pellegrini che portano a noi. Dunque, torrauso grazie al suo sindaco Gianluigi Loro e si cumbiraso a visitare questa bella vita che dinanta Verdagius. E de Verdagius si seus spostaus de uno scanto de chilometros de distanza Pollompi a Terreseo. Terreseo è una frazione, una bidicedda de 500 bividoris a intrus de su comune de Narcau. È una bidicedda con domus simpris meda, fatta de uno o due pranus e sa classica teula sarda come grovettura.
Però è importante questo luogo poeta in susartu doiessi su dentro de Demetra e Core, un dentro che indieni de sedadi punica, ma es divinidadi se osaviri dieniti de su mondo de s'antica Grecia. Siamo arrivati in suo territorio di Narcau, in una frazione che dinanta Terreseu, dunque sa terra de Saseu, che è sul luogo dove vivia da su bispo. Oggi Terreseu è una bidigedda de prusomancu 400 bividorisi, ma in s'antichità è stata importante meta. In anni 70, più precisamente in 1970, un messaggio di Terreseu, Arendi, proprio noce, un di Magato Deu, era gattato uno scanto di statuetta di argilla, statuetta di una femmina. E ha fatto se accostato in sa caserma di Carabinieri a Narcao e denunziato questa scrovetta. Dengunisi, sa sovrintendenza archeologica ha deciso di cominciare uno scavo archeologico che ha bogato a pillo un tempio dedicato ai divinità di Demetra e Core. Bieso agoa itacivente noi questa due divinità che indieniti de sa Grecia antica. Gli archeologi hanno bogato a pillo biesi una struttura de forma rettangolari, est un tempio che vi era carraggiato in pizzosu, e a satravarti un artari a undi boccianta, con sacrificio su narauso de gustadea, de sprocededdu, su viticheddu, su poita su procededdu es animali sacru a Demetra e a sa villa Core. Is ossusu funti stetus agattausu in pizzosu de gustartarisi. A s'altra parte doiesti pure un puzzu, poita, secondo sa leggenda, Demetra nesti galare in sade po ciche sa villa. Ma ci caso de comprendimento su come ti è arrivato questo culto in sa Sardigna d'età di Punica, poita è un culto isunao de sa Grecia antica. Sa leggenda, su mitu, narra che una di Ade, che via su deusu dell'inferru, di ha furau sa villa de Demetra, Core, e di abettia con issu in s'inferru. Dengunisi sa mamma disisperata comenza ad apprangi e a fai siccai tutto in sa terra. Decidi pure de indigalai a vasciusu poi che sa villa con una lumera o una lucerra, o si va in luci, e accanto a essa pigarà in braccio proprio un procededdu che si rappresentava pure in statuetta. Giove, che esti sono divinità di Prummanna de su Pantheon a Regu, decidiri proprio de aggiurai Demetra e convinciri Ade a di torrai sa villa. Però Ade fariva poi una renata che da costringere po 4 mesi a sanno a torrai in s'inferro, funti 4 mesi de sierro. Dunque sa costumitu de per spricai proprio su ciclo de stagioni. Primo ghidotto sierro e suberano che fari torrai a nasci dotto. Manco in su de 5 secoli annantisi de Cristo, i sardos che viviano in noi veniano proprio po' pregai questa dea portanta statueddas, difatti si scavus danti vatto scoperri, più di 1000 pensai, che funti oggi allogadas ed esponidas in su Museo Archeologico de Castello e Gusto de Graponia. E in plus ante agattau pisus proprio di arenata, che esti su frutto sacro a questa dea, e come ti usonavo primo ossus mera de proceddu arrostio. Dunque sa ricetta
nel caso del suo procedere arrostito, è una cosa che noi si portava in antisi già a partire dall'età di unica fino a oggi. Però depeso comprendi pure come è arrivato questo mito. E in questo periodo, se questo è del 4 secolo antisi di Cristo, la Sardegna esti a intruso dell'imperio de Cartagine. Però i cartaginesi si funti contendenti la Sicilia con i Saregosi. Accade che proprio in quest'anno i punicus o i cartaginesi disciuscisti su tempio de Demetra. Uno scanto de disi a Goa e te succede che una pesta fa rimorre uno scanto de sordaus cartaginesi. Quindi i cartaginesi comprendono che deppinti forse ingraziati sa divinità di poi ti sta rinnegata proprio po gusta po su fatto che ti ha sciusciato su tempio. E da questo momento Cartagine istituzionalizza proprio su culto in tutte le colonie de Cartagine e in questa colonia dove era pure la Sardegna. In su comune di Narcau, a 300 metri d'Artaria, a intruso di un patente in mano di Ilici e di Suergiusu, s'agattara su complesso minerario di Rosas. Aperto in 1850 e serrà in 1980, bio traballa in noi migliaia e migliaia di uomini, femmine e pippius che in oggi traballanta in sa galleria Santa Barbara, onde si pigara sa prata e su brumo, e in salaferia, onde traballanta specialmente i pippius e femmines. Oggi Rosas è un luogo turistico, onde può esibire il museo mineralogico, può esibire chiaramente tutto in gallerias e in più può avvarrai oggi a dormire e a pappai, poiché è un complesso onde si può alloggiare a intruso dei domus che un tempo vianta stettias dei minadoris. Narcao, commenti meravidas de Susurcisi, tenere una storia accappiata ai Minas. Si subenius duncas a Rosas, a undi s'amministrazioni comunali, già in uno scanto di anni e a decidio de allogai e de pubblicizzare in maniera turistica questo sito. Con nosu Anna Rita Garau, guia storica dei Minas de Rosas. Anna Rita, nosu seusu a intrusu in un locale a onde bi uno scanto de macchinarius. Spricasi a ita serbianta questo macchinarius. Salve a tutti e benvenuti a Rosas. Questo macchinarius, intanto punti a intrusu dessa laveria. Ita buona laveria vura su a i 50 e 50 su minerali bello. E poi con su tempus hanno cambiato sa forma di questo traballo e punti a arrivare a questa macchina. E noi non scetti venire a sciacquare, ma venire finché separato.
In queste macchine, infatti, in noi, venta con s'acqua, con s'aria, con olio, con reagenti chimici, veniva a galla su minerali, questo che borenta separare. E veniva, vera con s'aria, venta bolluccasa e con s'aria, sa giuranta, poi tu vai bene a galla. In noi vera una schiuma e con questa spalla che giranta sempre di continuo schiumanta su minerali. Questi minerali pure su piombo, sargento, rame, su zinco. E quindi una assorta fenta su giro e scioveranta e fenta separare su minerali. Bene, Anarita, tu stai contando tutto su processo chimico, tecnico, però io penso sempre a questa parte umana di una minera o comunque dei luoghi dove lavorare a gente. Io penso in principio che questa minera è un luogo dove lavorano gli uomini, ma pure le femmine. E di aici? E aici. Infatti noi accade un fatto meraviglioso, è morta una femmina. Poi tavura trabalenti a palla se una macchina e la sicurezza dei macchine, dei impianti, non fura commenti moghi, ci punti, c'è più attenzione sulla sicurezza, ma purtroppo fura libera senza protezioni questa macchina e questa femmina ha impigliato su bistiri su ingranaggio. E t'ha fatto, ha rigirato, girato, fino a saccando, non ha rispacciato su bistiri e s'arroga e stoffa e da ripiegare in ingranaggi. Dunque, sa minera è un luogo di traballo, ma in Sant'Igorio su traballo non fi assicura commenti oggi. Manca non dogna di, ma dogna tanti accadessi morti, insomma, in questo luogo. E poi si spostava su de salaveria, andò a sapere sa galleria, dove si pigara su minerali. Sì che sì. E dessa laveria, dove lavorano le femmine, si sono entro dessa galleria Santa Barbara. Anarita, chi mi traballare noi, quando siete aperta, quando siete a Serrara, e quali minerali si picanta dei noi? Questa miniera è stata aperta nel 1851 e è stata a Serrara nel 1980. Ci traballanta hominis e pippius, de serari de 12 anni. E t'avventa, estraenta su minerali pure galena. Sa galena è fatta di brumo. Poi ci sono altri minerali che contengono aramini e plata. Dunque, tornato grazie a Anarita per questa guida e noi ci convidiamo a visitare questa area mineraria de Rosas. Sa Sardegna è una delle terre con una saprosarta percentuale di minerali di tutto il mondo. Su minerali che si cattara di Ruse è saprata, somini ha cominciato a piccare saprata, ma pure sarramini. Su brumo a partire da sedati e sarramini, se sono questioni più o manco di 5.000 anni a oggi. Ha ricominciato con una inasa semplice di verda o dell'inna o fatta con materiali tostati. Dengunisi, la storia mineraria di Sardegna si sta adelantata fino ad arrivare a 800, a Singhizzo del 900, un inasa come ti gustano, picconi, viesi di ferro, che hanno imparato fino a samettari del 900. La maggioria dei uomini dei susurcisi abbiano proprio in sa minera
po' a su manco uno scanto e secoli s'unica prospettiva di traballo di tutta sa vita. Bidda spiziosa è una bidda de prusomancu 2500 bividorisi, posta in su Tremini a intrusu de su Campidano de Casteddu e de su Surcisi. Est una bidda chi ha bogau testimongius de sedadi preistorica finzas a gusta mesuevali, passendi po sedadi nuragesa, punica e romana. Uno dei monumentus più importanti di tutta sa bidda è sicuramente sa Gresia de Santu Platanu. Questa gresia è stata fatta in anno 1141, quando bidda spiziosa vi era ancora intrusu de su Giuigau de Casteddu. Questo edificio è stato costruito da parte de Isparasa Vittorinus de Marsiglia, che indienianta de Savranzia e indienianta dunque con s'architettura tipica del suo luogo in Soro. Questa architettura da narauso oi a romanica. Sa perda che ante un perao è una perda che è stata attragata de su sito de dadi romana de Santu Gromai, dunque mera sperta sa chibiesi, bruschidotto gussasa de Graccari, Arbu, funti a rogus proprio de Istermasa de Santu Gromai. Questa gresia teniri una particolarità, teniri due absidi in sa parte posteriore, stanno in sa parte de Oprecidrojo, mentre invece in sa parte accarata doiesti un'altra particolarità di che funti due sennasa. In sa parte centrali biesu una perda de Graccari traballata in sedati bizantina, sicuramente in Singhizzu via da una perda di un sarcofago, de un baulu de dati a romana. Sempre in Sagara, cadudeneso sa parti più interessanti, due punti altra decorazioni, altrus affrodigius, due arrodas con stellas a intrusu e in pizzus, in sa parte prusarta, teneus su campanili a vela con sa campana. Teneus pagu riferimentus accanto di questa gresia. Questo riferimento pro narasu vicino è questo de Santa Maria de Sibiola a Serdiana. In mo intrauso intrusu e avere pure i partisi de s'arredo liturgico che due punti de sedati mesuevali e che punti stati acciuntas in età spagnola.
Adesso entriamo entro dessa Gresia. Questo luogo è fatto partendo del suo momento con saperto una perda de marna locali. Tutti i muri invece sono funti de perda de graccarichi indieni intiesunao sicuramente de susito d'epoca romana de Santu Gromai. Sempre de Santu Gromai indieni questa colunnas de un tempio sicuramente e i capitellus in stili ionico e corinzio. E proprio questo capitellus dividiti, sperranta le due parti dessa Gresia, questa de manu manca e questa de manu deretta. Sempre a manu manca e manu deretta per subire i due absidis che vunti a caradas in sa parte de obregitrojo. Poi gestionai des partis invece che vunti a intrusu biesu is tres statuas, una esti dedicata chiaramente a Santu Platano, una a questa femminile a Santa Rosa e s'altra a Sant'Antioco. De personari che sa leggenda si conta che Santu Platano e Sant'Antioco vianta fradisi e Santa Rosa viera sa mamma. Proconotto chiaramente Santo Antioco, poi proprio in Sisula dove esti sa basilica a esso dedicata a undi estetio interrau. In questa visita in Sabida de Bida Spiziosa ho deciso di attoviare su primo vividore, su sindaco sul logo che è Gianluca Melis. Gianluca, grazie a potersi convitato, potersi fatto questo naraso accolito. E ti ho fare una pregunta. Poeta, uno dei più decidi de Benni abbivi in una bidicedda, manco mera pittica, come bida spiziosa. Bene, sono Zatrusu, voi state più una bida spiziosa. Poi la bida spiziosa è una bida pittichedda, è una bida tranquilla, ci punti meta pippiusu. Se usa accanto Castello, quindi cioè ti pago tempo per andare a traballare, pochi traballata in Castello. È una bida studiata mezz'anno su po' sagenti, quindi via largas, domus bellas, pitticheddas, ma graziosas. E come una bida spiziosa, non una rauso, bida spiziosa, bella e graziosa. Noi subiamo che in tutto questo luogo due fonti mera serras, terreno su coltivato, ma bida spiziosa dunque tenere un'economia accappiata a messaria, a agricoltura, e si produce in noi. Bida spiziosa è accappiata all'agricoltura, poi si usa in su campidao. Isterremo fonti fertili, si produce di cancioffas, capevrori, croccoriga, peperone. Dunque, un pago dedotto. Bene, noi torniamo grazie a Gianluca Melis e a dedotto questo che è su bio e su nao, si convidato a visitare questa bidicedda che è accanto a meta de Castello. Uno dei siti archeologici più importanti, non scetti de bida spiziosa, ma dedotto su Campidano, è questo de Santu Gromai, su a uno scanto di chilometri de Sabitau, e questo sito è stato scoperto già a cabo degli anni 70. Da questo momento, gli archeologi, proschidotto sull'Università di Dattari, hanno ricominciato a scavare in noi a Bogà uno scanto di strutture.
E tanti agattau gli archeologi, anti agattau una mansio. Sa mansio viene da una specie di stazioni di sosta, oi de usare autogrill, a intrusu de sa ruga de dadia romana che collegaia da Casteddu, che a s'epoca si naraia da Carales, con sa città di Dessulchi, che oggi narra Sant'Antioco. Questa ruga di naraianta a Caralibus Sulcos. E dunque in tutto su dratto dove diventa uno scanto de stazioni, a undi sa gente si frimara, poi si vasiai, fai vasiai e papai squadus, poi si sciacquai puro. E questo dusciesu quei tenogi, archeologi ante agattao puro e stermasa, con su Galidarium, su Tepidarium e su Frigidarium, e in prusu su Prefurnium, su Vorru, a undi ponianta salina, poca allentai tutto s'acqua, e sulla Conicum, a undi dovianta i spamporis, oi desozzerrai sa sauna. Dunque, se noi sa gente si podia da frimai, potorrai a partire in mancai sa di Agoa. In età di bizantina, dunque sa pruso manco a Saccabu del sud 5 secolo a.C., questo sito era diventato un sito sacro. A un deo proprio, in età di bizantina, attivato sul logo religioso cristiano più antico dedotto a Sardegna, agattau vinzas ai moi. I bizantinus dunque hanno fatto un gimitorio a uno scanto de metros de stermasa, ma la cosa più importante è questo mosaico, sopra un manno dedotto a Sardegna. Si è questionando di un mosaico che tiene di 160 metri quadrati di mannaria e si è fatto, si pensa, più o meno in su 5 secoli a.C. È un mosaico che tiene uno scanto dei colori, tiene su colori arbo, cussonietto, grogu e arrubio. E commenti e di video a intro su questa parte centrale tenesu un cantaros e stannai una specie di broina manna con follasa de edera e de acina e in tutto sa cornice tenesu invece uno simbolo che dinanta chevron assimilanta es triangulus e in pruso de neus motivus florealis peltas che vunti postasa proprio a in giro de sa parte più centrali. Secondo gli archeologi e gli studiosi questo esti uno mosaico che tiene simbolo della religione pagana ma pure di questa cristiana. Dunque esti proprio un logo a intro su paganesimo e su cristianesimo si vunti a Topiaso. A partire del VII secolo a.C. invece sul logo venne abbandonato definitivamente e tocca a metà degli anni 70 e del 1900 poi tornare a Bogai a Pillu. E poi è tutto. In sa prossima puntata io andai a Aggiusu per visitare il museo del banditismo, a Locusantu, per bere su castello medioevali de Palaiana, sa gresia romanica de Santo Leonardo e sempre su palazzo Baldu de dati medioevali, sempre in cui si sapere sa gresia de Santo Stefani. Nenguni si andai in Luras, per bere Sollastu millenario, su museo de Saccabadora e su Dolmen. Salute a tutti e si bieusu in sa puntata Ghienniri.
Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22.